È ispirata al tema Tempi e Tempeste, la nuova stagione dell'Orchestra di Padova e del Veneto, un intreccio di concerti che coniugano il più classico dei repertori e la musica della contemporaneità. Così Bach dialogherà con Markevich, Brahms con Berg e Ligeti, Tchaikovsky con Shostakovich, Verdi con Luciano Berio. Da un lato il tempo antico, diciamo, il grande repertorio musicale storico, e dall'altro però come questo tempo del passato, come questa grande musica del passato possa essere riletta e rivissuta in una prospettiva presente. Ecco, questa è una delle tematiche di questa nuova stagione, che si chiamerà Tempi e Tempeste, e a parte il gioco di parole vuole mettere un po' l'accento e l'attenzione su uno degli aspetti importanti del far musica, cioè il tempo. Tutto coniugato alla contemporaneità, il nuovo ciclo delle lezioni di suono affidate ad un nuovo compositore in residenza. Che in questo caso sarà rappresentata dal nuovo compositore in residenza che è Nicola Sani, e che ci guiderà e guiderà gli ascoltatori nella nuova serie di lezioni di suono, in particolare nell'unione tra musica ed elettroacustica. Sicuramente uno dei momenti più significativi della stagione è l'appuntamento di novembre 2018, dove inaugureremo la stagione di prosa del Teatro Verdi in una nuova coproduzione che vedrà protagonista Elio come attore, e il lavoro Sconcerto di Battistelli su testo di Franco Marco Aldi. L'orchestra è uno strumento potentissimo ed è una fortuna averne una a disposizione, una così grande, competente e capace di proporre programmi molto interessanti. Quello che faremo assieme è appunto un pezzo di teatro musicale non banale, piuttosto insolito per le sale da concerto italiane, ancora più insolito per i teatri di prosa. Noi lo metteremo in abbonamento e ci apriremo la stagione di prosa. Un omaggio al centenario della Grande Guerra, con un concerto commissionato al compositore veneziano Claudio Ambrosini, apre la stagione ad ottobre, che vede in cartellone anche alcuni concerti diretti da giovani bacchette ospiti, e poi un particolare omaggio a Luciano Berio. Quindi ci sarà la musica di Boccherini, la musica di Verdi, la musica di Brahms, tutte rilette e ricombinate da Luciano Berio, quindi sarà un omaggio anche a questa grande irrinunciabile figura del secondo Novecento italiano. Vogliamo naturalmente essere dalla parte del pubblico nostro e quindi proporre musica nuova, musica curiosa, musica che mette insieme epoche diverse. Ci sono compositori contemporanei che si legano a compositori classici del Settecento, dell'Ottocento, in una proposta che vuole essere curiosa, fatta da noi ma fatta insieme anche ad altre istituzioni culturali. Abbiamo una programmazione comune con il Teatro Stabile del Veneto, quindi la casa dell'orchestra non solo il Pollini ma anche il Verdi, un lavoro che facciamo con le scuole perché bisogna creare nuovo pubblico. Quest'anno facciamo una cosa di cui sono molto orgoglioso, un libro musicale dedicato ai bambini che partecipano alle nostre iniziative. Insomma, l'orchestra come un po' colonna musicale della città.